Allora, cari telespettatori, siamo arrivati al nostro capitolo con l'intervista con l'ingegner Mauro Rossato, che è amministratore delegato di Vega Engineering. Grazie di essere qui con noi, Presidente. Grazie a voi. Parliamo insieme di sicurezza in luoghi di lavoro. Ci sono purtroppo dei dati, come sempre, che sono allarmanti e non cambia la situazione. Parliamo anche però di un aspetto altrettanto importante, che è legato alla consapevolezza del rischio. Ci sono delle indagini che sono state condotte anche dallo SPISAL, dei dati che sono stati riportati anche dall'INAIL, che ci fanno capire che a fronte di tanti incidenti, purtroppo molti dei quali mortali, dietro ci sta qualche cosa su cui bisogna andare a lavorare, ad indagare, a capire. Tutti quanti noi siamo coinvolti, parlavamo prima fuori onda con il Presidente, anche nei lavori domestici, anche quando siamo tra le pareti di casa, dobbiamo stare attenti perché quello in quel momento è il nostro luogo di lavoro e tantissimi incidenti si verificano anche tra le mura domestiche. Pensiamo quindi al lavoro nelle aziende, come viene svolta questa attività che è quotidiana. Presidente, allora, considerazioni sulla base delle analisi infortunistiche. Questa è un'indagine che voi fate e monitorate costantemente. Poi voi vi occupate come Vega Engineering e Vega Formazione anche di formare, ecco qua vediamo la slide, le persone, i lavoratori, che non è una cosa così semplice e scontata. Tutti devono fare la formazione, tutti propinano sti corsi, però voi avete fatto dei passaggi in avanti, cioè quindi mettere molto sotto l'aspetto pratico, no? Sì, innanzitutto è importante rendere usufruibile facilmente la formazione, perché se a un datore di lavoro costa troppo tempo, troppo impegno o c'è poi anche l'aspetto economico, formare il personale, è chiaro che è un deterrente a formare correttamente i lavoratori. E la formazione va effettuata in modo tale che sia efficace, cioè che porti dei risultati. A volte si legge quantomeno che questo non avviene, addirittura troviamo attestati falsi, quindi si cerca di abbreviare le strade per ottenere queste autorizzazioni a far lavorare il personale, spesso ciò avviene anche nei cantieri edili, nei cantieri temporanei mobili, dove poi il rischio è maggiore. Infatti, qua vediamo denunce di infortunio di esito mortale per modalità di accadimento. È un aspetto rilevante e non trascurabile, perché ci sono luoghi di lavoro dove per lo più si verificano molti incidenti, settori ben specifici, altri che si svolgono in itinere, e questo è un ambito che coinvolge tutti, cioè nello spostamento, anche quello è in occasione di lavoro, no? Sì, allora in itinere non è in occasione di lavoro propriamente, in itinere è nello spostamento casa-lavoro, però rientra nell'ambito... rientra negli infortuni che sono in qualche maniera trattati dall'INAIL, ma perché fondamentalmente l'INAIL è un istituto assicurativo, quindi assicura il lavoratore dal momento in cui parte da casa al momento in cui va al lavoro, durante il lavoro e durante il ritorno. Questo ci potrebbe anche confondere un po' perché gli infortuni in itinere quindi sono un qualcosa di diverso dagli infortuni che avvengono nel luogo di lavoro e dove il datore di lavoro può più efficacemente intervenire. O in occasione di lavoro, che ho sbagliato a dire io prima, che sarebbero quando si usa il mezzo di trasporto, esatto, perché è un mezzo di lavoro. Sì, pensiamo ai trasporti che oggigiorno insomma intasano anche le nostre strade. Durante le occasioni di lavoro, quindi un corriere che trasporta è un infortunio sul luogo di lavoro, ma durante il trasporto. E qui abbiamo un dato, un aumento, un incremento di questi tipi di incidenti. Certo, abbiamo un decremento per gli infortuni in itinere, ma un incremento nei luoghi di lavoro. Di questo si parla poco perché anzi si tende a guardare il dato nel suo complesso e a dire che gli infortuni nel 2023 nei primi 8 mesi stanno scendendo rispetto all'anno precedente. Ciò non è assolutamente vero nei luoghi di lavoro perché c'è un leggero incremento, ma sostanzialmente la situazione da più di 10 anni a questa parte è sempre la stessa. Ci sono troppi infortuni mortali e infortuni in generale sui luoghi di lavoro. Voi avete fatto un'indagine a livello nazionale. Ci sono regioni più infortunate rispetto ad altre e certo, quali dinamiche ci stanno a capo? Lei viene anche da un recente convegno di confronto con, tra virgolette, addetti ai lavori in cui avete parlato anche di queste tematiche, no? Sì, da ormai
2 o 3 anni ci siamo focalizzati sull'indice infortunistico, ossia più che guardare il numero assoluto di morti sul lavoro che c'è nelle varie regioni, abbiamo guardato l'indice infortunistico, ossia quanti lavoratori perdono la vita nel luogo di lavoro rispetto alla popolazione lavorativa. E qui si scopre un mondo, perché mentre la Lombardia è la regione in assoluto col maggior numero di morti sul lavoro, ma è anche vero che è la regione che ha la maggior popolazione lavorativa. Di conseguenza la Lombardia, se guardiamo l'indice infortunistico, ossia quanto rischia un lavoratore che opera in questa regione, vediamo che è classificata da noi come zona gialla, ossia ha un indice infortunistico inferiore alla media nazionale. Quindi bianco e giallo inferiori alla media nazionale, arancione e rosso, come vediamo, sono superiori alla media nazionale. Però c'è stato un incremento per alcune regioni. Sì, ma questo è occasionale, sì, ad esempio il Veneto è leggermente sotto alla fascia arancione, cioè è leggermente sotto alla media nazionale, con qualche infortunio, speriamo che non avvenga, ma comunque con qualche infortunio in più rischia di cadere nella zona arancione. Sostanzialmente si ripetono però di anno in anno queste colorazioni di queste regioni, cioè le regioni voi più a avete scelto proprio i colori, era nel periodo Covid. Abbiamo scelto i colori del Covid per una questione di abitudine delle persone a leggere, e quindi le zone bianche sono meno rischiose, quelle gialle sono comunque inferiori alla media nazionale, quelle arancioni e quelle rosse superano la media nazionale. Addirittura quelle rosse superano di oltre il 25% la media nazionale. Poi ci sono, oltre che le location, diciamo, dove avvengono più incidenti, qui sarebbe da fare faremo magari delle riflessioni, le tipologie di lavoro che sono più esposte continuano ad essere sempre quelle. Costruzione, agricoltura sono i primi posti. Sì, le manufatturiere, che poi sono tutte quelle realtà dove si produce un bene a partire dalle materie prime, perché ad esempio il Veneto il maggior numero di infortuni lo troviamo appunto nell'attività manufatturiera. Invece a livello italiano comunque la cantieristica è quella più rischiosa. Qui addirittura abbiamo un indice infortunistico, cioè il rischio di perdere la vita in un cantiere rispetto a un altro luogo di lavoro è il doppio rispetto appunto a un luogo di lavoro normale. Infatti, avete fatto poi un'altra divisione, non mi interessa analizzare questi dati proprio per capire com'è la dinamica degli incidenti tra maschi e femmine, dove c'è una stragrande maggioranza di maschi, ma questo perché sono in proporzione lavorano di più, come numero di persone sono più impiegate in lavori un po' a rischio, quindi settore cantieristica, facciamo un esempio, certo, agricoltura, o perché magari le donne sono più attente, quindi a volte incappano meno facilmente in certi incidenti? Sì, è difficile dire che le donne sono più attente o meno. Quello che è sicuro è che l'indice infortunistico è minore per le donne perché operano in luoghi di lavoro meno rischiosi. Nei cantieri troviamo poche donne o quasi nulla. Quindi è chiaro che chi opera in un cantiere rischia molto di più, ha un indice infortunistico più elevato, tant'è che anche i lavoratori stranieri hanno un indice infortunistico molto più alto rispetto ai lavoratori italiani, ma perché gli stranieri normalmente operano nei cantieri. Ah, per quello, quindi è legato a questo. È legato al luogo di lavoro più che altro. Chiaro che dopo non aiuta la cultura della donna, scusate, non aiuta la cultura dello straniero e non aiuta neanche la cultura dell'uomo rispetto alla donna. La donna comunque tendenzialmente è un po' più prudente. Quindi c'è questa componente nella normalità. Certo. L'età invece è un parametro rilevante. L'età è esattamente lo specchio che ci fa vedere come si affronta il rischio anche in base alle proprie condizioni fisiche. Ossia, i lavoratori over 65 sono quelli che rischiano di più, 8 volte tanto rispetto a un lavoratore di circa 35-40 anni. Le fasce di età che rischiano di meno sono quelle che appunto vanno dai 25 ai 35 e poi ai 45 anni. Le fasce di età invece giovani, quindi parliamo sotto i 25 anni, tornano a rischiare di più. Soprattutto tornano a rischiare di più, ma grazie alla loro prestanza fisica molto spesso evitano l'incidente infortunio mortale, ma invece purtroppo si fanno male. L'altra cosa interessante da capire, che poi ci aiuterà per fare delle analisi, è i giorni della settimana dove si verificano più incidenti. Contrariamente a quanto uno si aspetta, uno dice magari il venerdì perché uno è stanco, eccetera, invece no, il lunedì è un giorno particolarmente infortunato. Sì, qui ogni anno c'è una danza tra lunedì, martedì, venerdì, però
nella maggior parte degli anni abbiamo notato che è proprio il lunedì il giorno più a rischio. La stanchezza, se vogliamo, il rilassamento del weekend porta a affrontare il lavoro diversamente, soprattutto in quei lavori dove ci dovrebbe essere la necessità di un'attenzione ai rischi, e qui magari poi, se vuole, diciamo due parole su questa percezione, questa attenzione nei confronti del rischio. Il lunedì indubbiamente è un giorno che distrae. E allora andiamo al dunque. Vista questo spaccato degli incidenti sul lavoro, con tutte le conseguenze che comporta, che non stiamo parlando adesso di freddi numeri, ma dietro ci sono famiglie, ci sono vite, c'è un mondo, una tragedia, e ne sentiamo purtroppo ogni giorno. Che cosa bisogna fare, secondo, visto che lei proprio studia anche il tipo di messaggio da veicolare, la formazione, che vuol dire il coinvolgimento dei lavoratori, che cosa quindi non ha funzionato fino adesso? Perché c'è chi dice mettere più controllori, quindi che lo SPISAL venga incrementato, perché anche loro poi hanno le forze operative che non sono numerosissime, c'è chi dice quindi maggiori sanzioni, ognuno tira fuori la sua formula, ma che cos'è che in realtà bisognerebbe fare? Perché è inutile andare a... Allora, non ho la bacchetta magica, no, ma per secondo la sua esperienza. Sicuramente anche con i miei colleghi, anche recentemente a Bologna c'è stata una fiera, quindi ci siamo confrontati tra colleghi. Sicuramente la causa è un mix di fattori che fanno sì che la situazione non cambi da svariati anni. E sicuramente non aiutano molte cose. Per esempio anche il fatto dei controlli che lei diceva, il fatto che i controlli siano limitati per mancanza del personale è una questione annosa, è una questione che ci portiamo dietro da svariati anni, parlo di 10-15 anni che ci lamentiamo di questo, e anche questo potrebbe aiutare. Chiaramente non è la soluzione. Perché è inutile che sempre controllare, sempre sanzionare, cioè siamo il paese dove o se non verifichi, non controlli, non sanzioni, le cose non vanno avanti. È anche vero che la cintura di sicurezza in auto l'abbiamo imparata prendendo le sanzioni. Comunque, a parte questo, sicuramente non aiutano gli incentivi che ci sono da parte dei vari governi, che ci sono stati, non aiutano. Non hanno aiutato, non sono serviti. Le forme che ci sono attuali anche di incentivazione, alcune sono buone ma sono poco efficaci, nel senso che sono investimenti ridotti. Io continuo a dire, ma non solo io, in tanti ci domandiamo come mai l'INAIL continui a fare questo click a day, che è una gara a chi preme più velocemente un bottone, oltre naturalmente a preparare le pratiche in un certo modo, però insomma sono cose che perché non si riesce a risolvere, allora si ricorre a questo strumento, non aiuta sicuramente le persone a sopravvivere o a non farsi male. E poi ci sono chiaramente anche la formazione deve essere più efficace di quello che è, non deve essere un mero obbligo legislativo, quello di adempiere, ma deve essere qualcosa che serva con lo scopo e con l'obiettivo indubbiamente di portare la persona ad avere più conoscenza in termini di sicurezza, ma anche a porre più attenzione a quello che fa per operare sempre con l'attenzione alla massima sicurezza possibile. Poi ci sono altri fattori che sono un po', se vogliamo, anche economici, cioè il problema dei subappalti non ci aiuta, il problema dei subappalti è un problema che sempre di più prende piede, ormai non ci sono più cantieri senza subappalti. L'ingessamento del mercato del lavoro, sul quale non possiamo in questo momento sicuramente perderci o discuterne, ma l'ingessamento del mercato del lavoro fa sì che c'è questa parcellizzazione di aziende e di imprese, e quindi si ricorre all'appalto, al subappalto e così via. Quindi a persone che non possono necessariamente avere una preparazione e un'attenzione tale da poter risolvere i propri incarichi come bisognerebbe? Esatto, ma anche quando si appalta o subappalta, faccio un esempio perché io ho seguito alcuni infortuni mortali in cui la causa principale era la mancata conoscenza dei rischi nel luogo di lavoro dove si andava a operare. Cioè, quando un lavoratore di una certa azienda lavora in appalto e va in un'altra azienda, se non conosce i rischi che ci sono in quell'azienda, e molto spesso succede, ovviamente è soggetto a un rischio maggiore. Questo vale in particolar modo poi nei cantieri edili, dove non si conosce il rischio che portano magari dentro al cantiere altre aziende che operano sempre in quel cantiere, e quindi i rischi aumentano proporzionalmente. Ma quando si verificano quei casi, li abbiamo visti, dell'operaio che per fare la pulizia in
in una botte anziché e rimane avvelenato, intossicato da sostanze, eccetera. Lì c'era la consapevolezza, in questo caso c'è consapevolezza del rischio, oppure si obbedisce a degli ordini, delle disposizioni a cui si deve assolvere, non c'è neanche il tempo di razionalizzare cosa si sta facendo. Ho fatto un esempio eclatante per capire tante situazioni che si possono verificare. Sì, purtroppo succede spesso e quindi ci si chiede ogni volta come mai succede. Ogni caso è un caso a sé naturalmente, però molto spesso, come dice lei, o non c'è il tempo perché il collega è scivolato dentro, è caduto, è entrato ed è svenuto, e quindi per soccorrerlo questo senso di aiuto che si vuole dare fa sì che poi muoiano anche i soccorritori. Se poi a questo ci aggiungiamo il fatto che magari sono persone qualche volta non sono state preparate adeguatamente a intervenire in questi luoghi di lavoro, quindi manca la consapevolezza del rischio, l'attenzione continua a questo tipo di rischio, che tra l'altro ormai ne sentiamo parlare di continuo, di questi si chiamano ambienti confinati, sì, o con pericolo di contenere delle sostanze che sono in qualche modo pericolose per il benessere della persona, e quindi portano a svenimento e quindi poi soffocamento e quindi morte. Quindi la consapevolezza, torno a questo tema di consapevolezza, come si può scatenare, far muovere questa consapevolezza, soprattutto magari in quelle che sono le fasce più esposte, perché per assurdo, verrebbe da pensare, la persona giovane che è anche esuberante eccetera, magari può avere più facilità a incappare in situazioni di incidenti, in realtà è la persona più anziana, quella che ha esperienza, quella che dovrebbe avere anche maggiore attenzione, e invece non è così. C'è qualcosa che non va bene allora nel metodo di lavoro che si era intrapreso fino ad oggi? Sì, allora i giovani naturalmente sono, come diceva lei, un po' più propensi ad affrontare le situazioni in maniera... Magari ci sta anche il fattore di distrazione, esatto, perché rientra nella giovane età, soprattutto in certi ambiti dove non è che hai 30 anni, inizi a lavorare veramente giovanissimo. No? Ci può anche stare, sì, però a questo punto il legislatore prevede una figura che si chiama preposto, che sarebbe il capocantiere, il caporeparto, eccetera, eccetera, che sapendo se il lavoratore è giovane dovrebbe porre maggiore attenzione magari verso questi lavoratori che hanno meno esperienza nel conoscere quali sono le norme, i comportamenti, eccetera, eccetera. Se invece guardiamo l'aspetto dei più anziani, i più anziani hanno il problema che prendono troppa dimestichezza con il lavoro. È come in auto, quando andiamo in auto, quando guidiamo, se da molto tempo non succede niente, e speriamo che non succeda mai niente, è facile abbassare il livello di attenzione nei confronti del rischio. Se hai appena avuto un incidente stai molto più attento, per un po' di tempo quantomeno, a che non succeda niente, quindi sei molto più prudente. Ora bisognerebbe abituarsi a essere sempre prudenti, sia in un momento che nell'altro, e qui ci sono delle attività di formazione sia interne che esterne all'azienda che si possono effettuare, ci sono anche delle persone in grado di formare adeguatamente. Quindi torna tutto a un punto di inizio, cioè prepararsi, essere aggiornati, informati, formati. Sì, bisogna naturalmente puntare sulla formazione del personale, sulla sensibilizzazione, nell'insegnare questa percezione del rischio, e poi anche vigilare non solo con gli enti di controllo ma col personale interno all'azienda, quindi con i capi che dicevo, che quello è il loro ruolo. Per esempio i recenti casi che ci sono stati anche degli stagisti, cioè degli studenti che hanno fatto uno stage che purtroppo qualcuno ha avuto anche degli infortuni anche mortali, almeno adesso siamo in fase ancora di indagini, ma comunque sembra che mancasse e sono stati indagati in un caso specifico quantomeno coloro che dovevano sorvegliare il giovane che era lì in un'azienda che non conosceva e non conosceva di sicuro i rischi. Beh, ma anche perché lo stagista non dovrebbe svolgere il ruolo del lavoratore. Esatto. Quindi dovrebbe casomai stare a vedere come si fa e non lasciato... È ben attento e ben lontano dai rischi. E allora lì torniamo anche a un aspetto di cui tanto si parlava anche in passato, però alla fin fine si torna. La responsabilità del datore di lavoro, del direttore responsabile, perché tanti lamentano sovraccarico. Manca personale, le scadenze sono quelle, le commesse da fare sono quelle ben precise, si sovraccaricano certi lavoratori con tempi più stretti, con impossibilità di svolgere le cose con dovuta attenzione. Quanto c'è di responsabilità della figura in capo?
Beh, nella legislazione italiana e poi anche dalle varie sentenze che ci sono fino al livello della Cassazione, sicuramente il datore di lavoro viene quasi sempre tirato in ballo. Dal punto di vista legislativo è responsabile, ma umanamente prima... Da un punto di vista umano il datore di lavoro dovrebbe organizzare correttamente l'azienda, cioè, al fine di evitare che si verifichino infortuni. Ci sono molte aziende che lo fanno comunque, non è come 10, forse 15-20 anni fa dove erano più rari i casi di aziende che si organizzavano correttamente per la sicurezza. Adesso ce ne sono molte di più, sono subentrati altri fattori purtroppo che hanno fatto sì che questo miglioramento che c'è stato organizzativo da parte delle aziende determinasse un appiattimento di questa curva infortunistica che non scende mai. Che non scende mai? Che non scende mai. Sono ormai 10 anni che il numero di morti in Italia non scende, in realtà, quantomeno nei luoghi di lavoro, tant'è che quest'anno per poche unità ma superiamo quelli dell'anno scorso. Siamo stati falsati anche dai dati del Covid, se vogliamo. No, per carità, però viene da far riflettere questo, perché allora si incrementa con la formazione obbligatoria, gli standard che si elevano, eccetera, il numero è sempre elevato, vuol dire che se non si fossero fatti sarebbero ancora peggio. Fatti, esatto, chissà cosa sarebbe successo. All'estero che cosa succede? Siamo a questi livelli? Oppure è l'uomo che è così e non se ne può fare niente? Oppure... Sì, guardi, recentemente sto affrontando questa tematica di rapporto con l'estero, però purtroppo ogni Stato, anche se prendiamo quelli della Comunità Europea, hanno dei sistemi di rilevamento o rilevazione degli infortuni che è diverso uno dall'altro. I parametri. Per alcune nazioni che sono simili, devono essere, per esempio in Italia dall'INAIL devono essere riconosciuti tali anche da un punto di vista assicurativo. Perché se invece mancava l'assicurazione non sono riconosciuti i morti sul lavoro, poi in realtà ci sono lo stesso. E comunque ci sono nazioni sicuramente migliori rispetto all'Italia e ci sono anche nazioni peggiori. La Germania per esempio è una nazione che sta lavorando molto e ha anche dei buoni risultati in termini infortunistici. La Francia per esempio no, quindi non è che siamo una pecora nera almeno all'interno della Comunità Europea, siamo una nazione che galleggia, come dicevo prima, sostanzialmente intorno ai 1000 morti all'anno sul lavoro. Che non è una buona cosa. Allora Presidente, noi siamo giunti al termine, abbiamo cercato di dare un quadro, uno spaccato per far capire anche ai nostri telespettatori che bisogna stare attenti sempre, perché purtroppo gli incidenti capitano, succedono continuamente, quindi questo è dato di fatto, e che ci sono comunque delle modalità di comunicazione che possono sensibilizzare, che voi le state studiando con dei corsi sempre più innovativi e anche pratici, no? Che anche questo è importante, di rendersi conto della realtà coinvolgendo di più chi viene formato. No. Certo, l'esempio più banale che possiamo dare è nelle attività domestiche. Se dobbiamo prendere un qualcosa che sta a una certa altezza, invece di prendere lo sgabello o prendere, peggio ancora, magari una sedia alta, dobbiamo fare 3 metri in più, prendere una scala correttamente, portarla, quindi farne leggermente, metterci un minuto in più, ma farlo in sicurezza. Ecco, questo è l'esempio eclatante, che è sacrosanto su cui riflettere. Grazie a lei Presidente, buon lavoro, so che ne ha abbastanza anche di lavoro. Sì, grazie. E cari telespettatori, vi lascio la pubblicità, poi torniamo naturalmente insieme, riflettete su queste cose perché sono estremamente importanti e bisogna dirlo, purtroppo anche vitali. Buon proseguimento, a tra poco.